Qualità della vita, la marca guadagna 18 posizioni rispetto all'anno scorso, pubblicata l'annuale classifica del Sole 24 Ore che valuta le performance delle province italiane prendendo in considerazione 90 indicatori: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Siamo la sesta a livello assoluto, la prima per qualità della vita quando si parla di benessere su questioni di genere, sugli anziani, primi in Veneto per raccolta di rifiuti, e quindi se la sommiamo alla classifica di Italia Oggi di qualche giorno fa, dove si evidenziavano alcune positività, io credo che sia un risultato che dà molta soddisfazione. 24esima per ricchezza e consumi. La provincia di Treviso è capolista assieme a Lecco per speranza di vita alla nascita, 84 anni e 9 mesi nella Marca rispetto a 81 e 4 mesi della provincia di Napoli. Treviso è prima anche per la più bassa quota di episodi di mortalità evitabile, cioè di decessi che si presumono causati da cure insufficienti. La sanità è buona, anche se, continua Marcon, si può sempre fare meglio. I temi più sensibili sono sempre quelli ambientali, dove si sta lavorando, e il tema della sanità, anche se gli indicatori ci dicono che siamo messi bene rispetto al resto del Paese, ma sono sempre quei dettagli sui quali bisogna lavorare, perché i cittadini hanno bisogno di risposte, c'è una qualità della vita alta e questo fa il paio con la qualità della sanità, no? Perché ci si accompagna ad una migliore qualità della vita quando c'è una sanità che funziona, e funziona qui da noi, e anche qualche margine di miglioramento.